signori, a Jesolo in questo 2023 la pattuglia acrobatica nazionale, le Frecce Tricolori 2023. Configurazione a triangolone, arrampica ai 1500 metri, a testa in giù in questo istante per poi puntare verso il basso e chiudere questa prima manovra del nostro programma acrobatico alto. La prima ed unica manovra del nostro programma ad essere eseguita da tutti e 10 i poli all'interno della stessa configurazione. Triangolone e poi andrà lentamente su e a sinistra e la prossima sarà la prima ed unica separazione in cui la formazione si suddividerà in 3 sezioni. Questo avverrà prima del primo cambio di configurazione. Arrombo, via dalla voce del nostro capo formazione con la trasformazione con pony 9 e pony 11 che si allineano sull'asse centrale a disegnare il famigerato diamante della pattuglia acrobatica nazionale. Al suo vertice anteriore il capo formazione 2023, pony numero 1 maggiore Pierluigi Raspa, incastrato nel cuore del nostro diamante, pony numero 6 primo fanalino maggiore Franco Paolo Marocco, a chiudere in posizione di godino il nostro solista. Andiamo su ancora una volta dalla voce del nostro capo formazione, il diamante punta dritto verso il cielo azzurro per la prima magnifica apertura. Eccola la prima separazione, 3 sezioni con il solista al centro che poi dirigerà la prima manovra del suo programma. Nel frattempo le 2 sezioni disegnano 2 gigantesche foglie di quadrifoglio, si chiuderanno proprio al centro, davanti a noi alle che portiamo le nostre fotocamere, perché sono 5 velivoli dalla nostra sinistra, 4 quelli dalla nostra destra, 3, 2, 1, foto, ora! Da destra noi invece con gli occhi andiamo a sinistra e prepariamoci a puntare con il nostro solista. 1, 2, verso il centro di successive rotazioni di 90 gradi sull'asse per completare questo turno in 4 tempi, manovra di apertura del suo programma, poi cloche a sinistra e virata secca alla sciabola. 230, 2610, 239, indicazioni di altezza e velocità top di questo turno sinistro a botte per dare conto ai suoi gregari dell'energia con Uomo bianco, volo rovescio per lui, guadagna il centro della display line e poi rovescio vuole così dimostrarci la capacità di questo addestratore tutto italiano di sostenere anche in maniera allungata questo particolare assetto di volo. e spinge sulla coscia cercando con gli occhi attraverso lo spettuccio i 9 velivoli della formazione principale, tutti a virata a sinistra per allinearsi con la display line pronti per la prossima manovra che ci godiamo, raccontata dalla voce del capoformazione. La cadenza degli ordini del leader, le rotazioni dei gregari per la manovra del tentato e poi su. L'orizzonte si avvicina a noi e se volete potete contare insieme a lui mentre segue questa serie di tornò davanti ai nostri occhi. Saranno circa 12 secondi. Acrobatico delle Frecce Tricolori era il 2006 con la nazionale di calcio campione del mondo. Sarà la manovra del cuore che la pattuglia acrobatica nazionale tra pochi team al mondo ad eseguire dal basso verso l'alto, aumentando così il coefficiente di difficoltà. Come da tradizione la accompagniamo con le note del "Con te partirò".
sentirò è la voce del maestro Bocelli, noi ci Chi sta in arrivo stavolta vuole accompagnarci ad esplorare gli angoli più remoti dell'inviluppo di volo dell'MP 339. Proviamo a medesimarci con lui e ci sentiremo naturalmente. Questa circonferenza perfetta di fumo bianco sul mare blu colui che rimarrà per questa stagione, il nostro pony numero 5, il nostro indimenticato maggiore Alessio Terzi. delle manovre più tecniche di tutto il suo repertorio, questo tonno inedito, una manovra in cui lontanissime servate. In ingresso tutta alla nostra sinistra l'attesa configurazione, eccola l'elegante configurazione a cigno, fumi bianchi dietro, sarà ancora una volta un tonno a botte, eseguito questa volta a destra in questa sganciata configurazione che aumenta notevolmente il coefficiente di difficoltà di esecuzione di questo tonno a botte con formazione che si aggiunta intorno al suo asse centrale, questo gruppo da pony 1, pony 6 e pony 9 come fosse un unico gigantesco velivolo lungo 70 metri, tonno destro a cigno della pattuglia acrobatica nazionale e dopo l'eleganza di questa manovra sarà la potenza della prossima manovra di pony 11. Lo troviamo dritto davanti a noi, leggermente sulla sinistra, già a coltello col suo fumo bianco, non perdete l'occasione di scattare una foto negativa con un fattore di carico superiore a 3G. Disegna questa mezzaluna di fumo bianco sul mare blu, poi ancora una volta via verso il mare, allacciarsi in seguimento della formazione. Che sarà chiamato in causa dalla prossima manovra. Allora noi cerchiamo la formazione principale che troviamo nuovamente al centro, trasformazione in linea di fronte con i 5 velivoli della prima sezione uno a fianco all'altro, poi 3, poi 1 a disegnare questo triangolo, rovescio che accende il fumo bianco e tutti e 9, cloche alla pancia salendo su in verticale, alle spalle, il solista in affondata a guadagnare velocità, alla quota prestabilita sarà cloche alla pancia anche per lui, su in verticale cavalcando il fumo bianco della formazione principale per inserirsi dal basso nell'apertura dell'Arizona. Ed ecco la separazione dell'Arizona, allora ormai l'abbiamo imparato, dopo una spettacolare separazione segue un incrocio altrettanto mozzafiato che chiuderà l'abbraccio dedicato a tutti voi presenti qui oggi per seguire queste prove dello Jesolo Air Show 2023. Di nuovo potrà avere al centro, questa volta sono 5 i velivoli da destra, 4 quelli dalla nostra sinistra. Prepariamoci ad un'altra foto spettacolare. 2, 1, dell'Arizona sarà ancora un ricongiungimento condotto da pony 6, ma noi guardiamo al centro in basso sull'orizzonte. Che sta arrivando ancora una volta dritto davanti a noi pony numero 11, ma su con il suo fumo bianco si prepara a lasciarsi letteralmente senza fiato, continua a salire, scendono i giri del motore, l'aria si fa sempre più pesante sul musetto del suo MP 339 finché alla fine inevitabilmente a vincere la forza di gravità. Sospeso per un attimo letteralmente a mezz'aria prima di lasciarsi cadere all'interno dei suoi stessi fumi, poi giù a riprendere piena efficienza delle superfici aerodinamiche. Questa è scavalata numero 11. E la scena è ora per la manovra più giovane del programma acrobatico delle Frecce Tricolori, fu inserita nel 2015 a luglio a Lignano
capitano Sabbiadoro, presentata per la prima volta, poi battezzata a Rivolto in occasione del nostro 55esimo anniversario. Oggi sarà il fumo bianco, domani sarà l'emozione dei colori della nostra bandiera. E allora, signore e signori, ecco a voi la grande, grande emozione della scintilla tricolore. Il nostro solista stavolta vuole toccare le corde del nostro orgoglio nazionale. Oggi abbiamo visto tanti gioielli tecnologici dell'aeronautica militare. Adesso presentiamo l'LD 339. Lui è alla sua quinta stagione da solista, quest'anno alla coda numero 11, questo fa letteralmente di Jesolo il suo 12° uomo, e allora se è riuscito a dargli un'emozione, fate arrivare fin lassù il vostro applauso al tenente colonnello Massimiliano Salvatore. Dopo aver applaudito il nostro solista, volgiamo lo sguardo tutto alla nostra destra. Sarà di nuovo una manovra storica del nostro programma acrobatico, con pony numero 7, capitano Luca Pozzani, il secondo esordiente di questo 2023, e pony numero 8, capitano Simone Faffarillo, che sono arretrati dall'ala del 6 all'ala del 9. Questa è la manovra del doppio tonno, con pony numero 2, capitano Alessandro Sommariga, pony numero 3, capitano Leonardo Leo, che scavalcano il 4 e il 10, poi da loro nuovamente scavalcati a riprendere la posizione via i fumi, e andiamo su a Dinamito. Del raggiungimento della poi ritestata pista, poi il countdown del nostro capoformazione, e i suoi gregari non se lo lasciano ripetere 2 volte. Siamo completamente circondati dai velivoli della pattuglia acrobatica nazionale. Allora è arrivato per voi il momento di scegliere il vostro pony preferito, seguirlo in questo mezzo looping, seguito da una fondata inversione in questo istante in volo dritto fino a raggiungere la quota prestabilita, puntando il centro della display line. Allora lo facciamo anche noi con le nostre fotocamere, perché saranno 3 livelli verticali di separazione, 9 direzioni diverse per l'incrocio mozzafiato della bomba. Eseguito sempre nella massima sicurezza del nostro pilota. Allora sezione si ricompatta con i 5 della linea davanti a destra, eseguendo il looping mezzo 8 globale eseguito singolarmente per i 4 del rombetto a sinistra, stazioni che si mantengono alte ad interessare la porzione superiore del nostro volume di esibizione, lasciando quella inferiore a disposizione del nostro solista. Troviamo tutto la nostra destra mentre eseguendo una monoplatica di acrobazia aerea, ovvero una serie di tornò a volte lo fa però con una particolare configurazione del velivolo a infatti il carrello estratto. E questa è la
orari. Lui completa domande più ricorrenti dei nostri appassionati: qual è la distanza minima in volo tra un MB339 e l'altro? Allora si abbassa l'ala destra della formazione, si alza l'ala sinistra a scoprire il ventre dei nostri velivoli e allora scattiamo la foto del giorno al ventre tricolore dei nostri macchini. Condotto interamente a vista dai piloti della pattuglia acrobatica nazionale. Ed oltre alla formazione scorgiamo già il fumo bianco del solista che si è già lanciato in quella che forse la manovra più celebre di tutto il repertorio. La ripresenta oggi qui a Jesolo, signore e signori, il volo Fonte. Quasi voler È il momento della manovra che ci permette di stendere i colori della nostra bandiera nei cieli d'Italia e del mondo. Noi la accompagniamo con le note della Turandot Puccini e con l'indimenticabile voce del maestro Luciano Pavarotti. Musica! Domani sarà l'emozione ancora più grande dei 5 chilometri del nostro tricolore più lungo del mondo che questi ragazzi portano in giro con orgoglio nel mondo. E allora facciamo un grande applauso a questi 10 ragazzi, sono 10 i piloti in volo, la nostra formazione al completo, ma uno dei segreti della nostra squadra è che il pilota più esperto è a terra, già gregario della formazione, poi l'iter in volo, ora a terra il collegamento radio con la formazione con il compito di dirigere il volo, assicurandone la spettacolarità e soprattutto presiedendo alla sicurezza di questi ragazzi. Allora signore e signori, facciamo un grande applauso al comandante delle Frecce Tricolori, tenente colonnello Stefano Fitt. Dopo aver salutato il nostro comandante è arrivato il momento di salutare questi ragazzi, perché presto sbugheranno dal fumo lasciato dalla nostra alona prima di far ritorno all'aeroporto di Venezia. Ci sarà una sorpresa, il nostro passaggio di saluto introdotto nel 2022, configurazione a rombo che accende il fumo bianco, in posizione di fanalino il nostro solista, ed eccolo in siberiana con il fumo bianco attorno alle scie della formazione principale. La siberiana del nostro solista, marchio di fabbrica del tenente colonnello Salvatore, e da questo il miglior saluto con cui le ufficiali dello Jesolo 2023. Nel frattempo ricordatevi allo stand dell'Aeronautica Militare in piazzetta Casabianca, perché potrete accendere un abbonamento alla nostra rivista aeronautica o acquistare una delle opere della editoria di Forza Armata nell'anno del centenario della nostra Forza Armata. Seguiteci sui social, perché l'Aeronautica Militare è presente su tutte le principali piattaforme. Frecce Tricolori in particolare è presente su Instagram con Frecce Tricolori Official Page. Allora per oggi è davvero tutto, l'appuntamento è domani, stessa ora, stesso lungomare, dall'Aeronautica Militare e dalle Frecce Tricolori. Grazie!